La Procura di Agrigento, guidata dal capo del PM Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento a carico di ignoti sul trattamento sanitario obbligatorio eseguito dal personale medico e disposto dal sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo nei confronti di un 33enne del luogo, Dario Musso, avvenuto lo scorso 2 maggio. La Procura ha delegato le indagini ai carabinieri della locale stazione che hanno già provveduto ad acquisire la documentazione alla base del TSO. La vicenda, immortalata con un video poi postato sui social e divenuto in breve tempo virale, si riferisce a quanto avvenuto il 2 maggio scorso, quando Musso all'interno della propria autovettura girava per le vie del paese munito di megafono, affermando che il coronavirus fosse di fatto un'invenzione. E con ne stava in capo, a rete, ne ciolone a tutti. Non c'è né pandemia, gente, addovegliate, ve levate queste mascherine e te venne a Roma a parlare la lingua con chi che pensate, no, che dicono chi che non pensano, chi che pensano solo tienno presi, addovegliatevi! L'apertura del fascicolo d'inchiesta da parte della Procura agrigentina avviene peraltro poco dopo l'interessamento anche da parte del Garante nazionale delle persone private della libertà, che ha chiesto formalmente una relazione di informazioni al sindaco e all'autorità sanitaria relativamente alle modalità di attuazione e al successivo sviluppo del trattamento. Le immagini, dice una nota del Garante, delineano una situazione quantomeno irrituale, essendo stata la persona atterrata prona sull'asfalto dagli agenti intervenuti, poi ammanettata e sedata in loco con un'iniezione farmacologica. Un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, per un giovane che sostiene l'inesistenza della pandemia. Un caso che dopo la diffusione dei video, dell'arresto e della puntura fatta di forza al protagonista di questa vicendestrata sdraiato sull'asfalto, è stato riferito anche alla Camera con un'interrogazione indirizzata al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in cui si chiede di fare chiarezza. Il giovane nel pomeriggio del 2 maggio ha fatto un giro a bordo della sua auto, come dimostrano diversi filmati diffusi, con un megafono per incitare i propri cittadini ad aprire negozi, togliere le mascherine, perché la pandemia non esiste, diceva. Durante il suo tragitto sarebbe però stato fermato dai carabinieri che avrebbero sfondato il finestrino, come racconta il fratello, intimidandolo di scendere dall'abitacolo. Il 33enne non oppone resistenza e dopo essere stato ammanettato, tra lo stupore della gente che filma dai balconi la scena, viene fatto sdraiare a terra con 3 medici in camice bianco che lo sedano. Da lì comincia la disperazione della famiglia di Musso, con il fratello avvocato, Lillo in prima linea, che non vedrà e non sentirà per 4 giorni il proprio fratello, trasportato subito dopo l'arresto al reparto di psichiatria dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. All'interno della struttura sanitaria viene sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, non presente al momento dell'arresto. Solo 4 giorni dopo il trattamento la famiglia Musso, che intanto annuncia azioni legali, riesce a mettersi in contatto con il 33enne in una telefonata, anch'essa registrata e diffusa sui social, dove il giovane riesce a proferire poche parole biascicate, forse per l'effetto dei sedativi. Il sindaco intanto ha spiegato che a indurre la decisione siano stati anche comportamenti pregressi dell'uomo, che tempo addietro aveva bruciato la sua carta d'identità davanti a un carabiniere dopo essere stato fermato a un posto di blocco. I familiari però non ci stanno e citano gli articoli 21 e 32 della Costituzione sulla libertà di opinione, che secondo loro sarebbero stati violati dal primo cittadino, già denunciato nel 2016 dallo stesso fratello avvocato Lillo Musso, perché D'Angelo, poi rinviato a giudizio, aveva negato l'utilizzo della biblioteca comunale per una manifestazione conferenza con il cantante Povia, sostituendola poi con un convegno incentrato sulle motivazioni a favore e contrarie al referendum costituzionale dello stesso anno.